Questa è Radio Blu Napoli, poco diretta a Napoli, continuo di vita, ospite Peppino Di Bernardo. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla 1.000.000 di volte. Bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte. Visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano. Bastasse già, bastasse già, non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per
solo colore, più viva che mai. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo ne è rimasto dentro. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così, che fosse così. Mentre aspetto che tutto finisca e ti guardo perché sei perfetta, sei la cosa che più mi spaventa. Mentre togli il vestito di fretta, non rimane che la meraviglia che la tua pelle nuda risveglia. Sto precipitando, amore mio, come la pioggia sul tuo viso, come il cielo quando crolla all'improvviso. Se la tua bellezza furiosa e nobile ha qualcosa che somiglia alla parte migliore di me, se la tua bellezza è la tua bellezza, mentre giri sull'ultima giostra come sopra 2 metri di onda, ogni mio desiderio si incendia. Stanno rotolando, amore mio. Tra poco diretta a Napoli con ospite Peppino Di Bernardo, la grande musica napoletana su Radio Blu Napoli per voi. I nostri sogni. Il numero 1. Se la tua bellezza furiosa e nobile ha qualcosa che somiglia alla parte migliore di me, se la tua bellezza è la tua bellezza, ha qualcosa che somiglia alla parte migliore di me. Domani è un giorno
Radio Blu. Radio Blu Napoli. Radio Blu. Radio Blu. Sento una canzone dolce in fondo al cuore quando penso a Maria. Sento una canzone d'amore quando penso a Maria. Alzo il mio bicchiere rosso e brindo a te. Sento che la mente mia si accende. Questa notte il vento porterà con sé la mia canzone per Maria. Sento una canzone dolce in fondo al cuore quando penso a Rosa. Sento una canzone d'amore quando penso a Rosa. Alzo il mio bicchiere rosso e brindo a te. Sento che la mente mia si accende. Questa notte il vento porterà con sé la mia canzone per Rosa. Quanti volti ha l'amore per tutti una canzone sentirò. Sento una canzone dolce in fondo al cuore quando penso a Maria. Sento una canzone d'amore quando penso a Rosa. Alzo il mio bicchiere rosso, brindo a voi. Sento che la mente mia si accende. Questa notte il vento porterà con sé la mia canzone per Maria, la mia canzone per Rosa, la mia canzone per Maria, la mia canzone per Rosa. Questa notte il vento porterà con sé la mia canzone per Maria, la 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 Che si posa alla mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà per questo e quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa e canto, la banda in testa e canto, corro nel vento e canto, la vita intera e canto, la primavera e canto, la mia preghiera e canto, per chi mi ascolterà,
suona di mattina e l'ascensore che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa e canto, la banda in testa e canto, io corro nel vento e canto, la vita intera e canto, la primavera e canto, l'ultima sera e canto, io per chi mi ascolterà voglio cantare, sempre cantare, cantare. Le mani in tasca, la voce in festa e canto, la vita intera e canto, corro nel vento e canto, e io canto, Tra poco diretta a Napoli. io canto, per chi mi ascolterà, per chi mi ascolterà, per chi mi ascolterà. In questa valle c'è già un re che canta e la sua regina, tradito dalla propria metà. Ciò che rimane non è la vita, fuori dalla mia proprietà. E questa volta non la voglio una scusa, fuori dalla mia città. Vedrai scomparire l'oro della corona, cadere rotolandosi fino alle mura, e allora mi chiederai se fuori dalla valle dei re. E non mi importa se fuori dalla valle dei re. E non mi importa se non ci sei, e non ci sei. Ho detto fuori dalla mia proprietà, e questa volta non la voglio una scusa, fuori dalla mia città. Vedrai scomparire l'oro della corona, cadere rotolandosi fino alle mura, e allora mi chiederai se fuori dalla valle dei re. E non mi importa se fuori dalla valle dei re. E non mi importa se non ci sei, tu non ci sei.
mancanza, ai soliti pensieri che mi riempono la stanza, le solite bugie che mi inchiodano la testa. Chiedo scusa, sono ancora un re. Questa è Diretta Napoli. Da anni la musica napoletana nel mondo. Un'esclusiva di Radio Blu Napoli. Riparte anche quest'oggi, questo pomeriggio, la diretta Napoli da Radio Blu Napoli. Buon pomeriggio a voi tutti, amiche ed amici che quotidianamente ascoltate la nostra musica e le nostre canzoni. Beh, è stata una bellissima giornata di sole, devo dire, quella di oggi. Beh, non dico primavera, ma insomma il tempo veramente è stato bello, piacevolissimo. E anche il pomeriggio, vi assicuro, sarà piacevole. Eh sì, vedete una manino? Manina misterioso, no dai, l'abbiamo detto. C'è, eccolo qua, lo diciamo in napoletano. Eccomi qua, ciao a tutti, ciao. Ci sono finalmente, dopo tante volte che ci siamo detti devo ritornare. Ecco, è così all'intrasatta, a roba bella, Peppino Di Bernardo, ecco qui con noi. Peppino Di Bernardo a Radio Blu Napoli, questa emittente che deve diciamo essere sempre fortunata, perché mi è stata fortunata perché io ho fatto la prima ospitata, questo non me lo dimentico, quando uscì il disco. Infatti sì, presentammo all'epoca, all'epoca il disco era da poco uscito e subito feci questa radio, diciamo che mi ha portato fortuna perché la canzone del Napoli, poi c'è stato il film con Luca Sepe. Vabbè, comunque salutiamo, poi certo. Beh, salutiamo grazie tutti quelli che sono con noi. Già vedo qualche messaggio, già vedo anche una richiesta. Ecco, a proposito del tuo disco, sì. Giosuè subito incominciamo con i messaggini. Vabbè, siamo veloci quest'oggi. Giosuè da Cecina, poesia del papà dal CD del tuo ospite. Poesia del papà, ecco, per dire questo significa che vedi? Ma noi abbiamo fatto un buon lavoro. Una delle 16esime tracce, perché il CD contiene 16 tracce, 14 canzoni, 15 canzoni e una poesia. Ma vedi, in effetti questo è anche il segno che, siccome Giosuè è un nostro carissimo e affezionatissimo ascoltatore, lui ci ascolta alla Toscana. Io venni con mio padre allora. E ricordo bene. Poi devo dire che anche io molte volte ho messo quella poesia, insomma, anche perché insomma in onore anche del mio papà, che anche lui purtroppo insomma da qualche tempo c'era, quindi abbiamo anche qualcosa in comune, a parte che poi è bellissima, insomma. Vabbè, diciamo sono parole, tanto sentimento, tanta verità reali, che forse uno di persona, di presenza, quando ci esistono non si dicono, poi quando vengono a mancare trovi forse il coraggio di esprimere quello che non hai detto mai.
insomma. E tu È la vita, è la vita. con le tue canzoni comunque hai detto tanto, hai raccontato di tutto. Io ho detto di un tutto e sacco più. di cose, sì, ho sì, raccontato è vero. tantissime tematiche. Certo. Tantissime Un tematiche. pochettino tutti i vari risvolti della vita, insomma. E adesso poi tu sei nato nel cuore di Napoli. Sì, insomma. proprio un Napoli popolare, Napoli centro, Napoli diciamo così, centro, Napoli centro, perché uno dei quartieri di Napoli è il borgo Sant'Antonio Abate, nei pressi di Porta Capuana. E penso che questo abbia influito moltissimo sulla tua attività artistica, insomma. Il fatto di essere nata al centro di Napoli. Ma no, diciamo che forse diciamo questa passione è nata già da sempre, già da quando sono nato, perché io ho sempre amato, non c'è stato nessuna cosa o nessuno che mi ha detto senti, ma perché non fai questo? Perché penso che sia la cosa più bella, che uno deve sentirla. Certo. La Dateneindo DNA. Insomma. Infatti. O il cantante, o il salumiere, o il meccanico, o l'avvocato, voglio dire. Vabbè, insomma, però ogni ecco, mestiere ha la sua arte, ogni arte ha il suo mestiere. Per comporre musica ci vuole, Certo, insomma, ogni cosa forse, ha la sua forse un pochettino di qualcosina in più ci vuole, dai, insomma, secondo ci me. vuole un dai. po' più di bravura. E alla fine sei un poeta. Io non è che so curte, un scabello che curte. Sì, però posso... più piccolina la bambina. No, anzi tu in piena crescita. Aspetta, devo dire. No, mettiamo a proposito, Va bene. salutiamo il nostro Antonio Ricigliani. Salutiamo Antonio, che è un jolly della tua emittente, diciamo. Anche se però lui insomma, ma diciamo che se nasconde sempre. L'emittente è tua, però diciamo pure quando vedono Antonio dice Radio Blu sì, Napoli. ma infatti cioè, capì? È come fosse a vostri. Infatti molte volte non occorre che vedo da qualche parte, va Antonio e c'è sempre è la Radio stessa Blu cosa, Napoli. esatto. È vero, giusto, un'osservazione, guarda, è riflessivo. No, ma pure per esempio perché questo è bello di non avere invidia tra persone, perché io sono Radio Blu Napoli, tu sei uno che fai parte, ma sono qui radio, invece è bello, non hai invidia. No, ma a me piace sempre dire che la radio non è io non ho mai detto di essere né il titolare, io dico che la radio è di tutti quelli che ci ascoltano, innanzitutto, questo, anche perché poi è la verità, no scusa, senza appunto la radio sostengono, è di tutti chi quelli sostiene la radio fa che la radio cresca, di tutti quelli che collaborano anche chiedendo una canzone o solamente ascoltando. Tu pago solo le spese. Sì, io pago solo le spese. questo tu paghi solo le spese. E questo hai indovinato. Antonio ride perché lui sa tutto, insomma. Paghi solo le spese. Vabbè, sì. Facciamo qualche salutina già agli amici che sono con noi. Vai. Sperando di non saltarne nessuno, insomma, che già ecco, chiaramente questo è uno spazio riservato al nostro Pio di Bernardo, quindi poi per chiedere canzoni insomma ci sta sempre tempo, non vi preoccupate, ecco, dico questo perché magari qualcuno non sapeva, insomma, ha chiesto qualche brano, dopo magari più tardi vi accontenteremo anche. Allora voglio salutare allora questo è di ieri, dobbiamo cominciare, allora questo anche questo è di ieri, eccolo, Maria dalla Sicilia. Buonasera a tutte, bellissime canzoni, grazie e buon pomeriggio. Quindi andiamo subito in Sicilia. Benissimo. Ok? Poi c'è appunto, come dicevo, l'amico Giosuè da Ceci, quindi dalla Sicilia saltiamo in Toscana. Sì. Un salutone a Don Antonio Polese, ecco, a proposito, saputo il fatto di Don Antonio? Sì, Polese. Infatti dopo ne parliamo. Vabbè, okay, dopo ne parliamo sicuramente. Poi da Ceci, dalla Toscana andiamo in Lazio, Patrizia Rodriguez da Frosinone. Buon pomeriggio anche a te. Poi c'è Gino da Quarto, quindi nelle nostre zone, Gino da Quarto. Poi c'è la carissima Rosaria da Alessandria, quindi saltiamo da una parte e l'altra dell'Italia in modo, insomma, come se niente fosse, praticamente. Torniamo, anzi andiamo in Puglia, Luigi DJ da Barletta, poi dopo ascoltare quella canzone Abbi pazienza. Luigi, intanto dopo ti ascoltare una bella canzone cantata dal nostro amico Peppino Di Bernardo e lo dedicheremo alla tua ragazza e alla tua mammina. Centro di Napoli, Simona dal Corso Novara, nome famosissimo. Corso Novara, come no? Penso anche tu l'hai già sentito sicuramente. E poi ancora Maria dalla Sicilia. Ok, insomma, questi sono i primi messaggini che sono arrivati. Potete chiedere le canzoni di Peppino Di Bernardo, insomma, che è un repertorio molto
ma molto vasto, vastissimo. Sì. Ma insomma, quanti anni hai incominciato a cantare? Io sono curioso, anche se lo so. Già però... da neonato, perché neonato. quando tu chiagni fai pure dei versi. Allora già da neonato lui, tutti sì, piangiamo. il primo vagito era in si bemolle. Esatto. È giusto Poi per si me. mi Ho dà detto re bene. Comunque salutiamo a tutti gli ascoltatori di tutto il mondo, perché oggi con il web giustamente Certo, sì. prima era di meno, adesso sta andando a migliorare, sta andando ad essere un ottimo mezzo pubblicitario il web. Certo. Allora salutiamo nello stesso momento, ecco, come tu hai detto con i saluti, siamo in tutte le parti nello stesso momento. Una volta tu volevi un attimo, e mo era la Sicilia, me la mettere lì a nave, Infatti. era fa tutto a nuttata lì da nave e dovevo affrontare o il freddo o l'acqua o il mare. Sì, infatti. Invece mo stiamo a Sicilia. No, ma bella io- buona sono a Toscana, bella buona sono a Ma poi Puglia. vedrai che faremo il giro del mondo. E poi mamma, sì, non ti preoccupare. Aspetta, In tecnologia, poi in in un'ora HD, e mezza, giusto? In un'ora certo. e mezza gireremo il mondo. Certo, speriamo, poi- hai capito? anzi, io Siamo invito- fumati a cosa? Là, come si dice che non facetto giro il mondo? Ho capito, 80 giorni, In 80 non giorni, io morire, faccio no. in un'ora e mezza qua. Senti, poi chiamiamoci la bella tecnologia digitale, come vedi, anche Siamo se sul lì web. con un po' di ritardo, però con il digitale, certo, però non ce l'hai, la stesso. differita c'è, Certo, perché certo. a volte vorremmo pure i partiti in differita. Ascoltiamo prima una canzone, poi magari Ah, ma continuiamo a sentiamo parlare. O se no, Vabbè. tu sì, c'è. Invece se continuiamo non andiamo via. Allora, Stasera. quale lo mettono? Ma non lo so, io... Mettiamo una famosa mia, O stavo pure una compagna mia. Oh, vero, una novità mettiamo. Mettiamo una canzone nuova, dai. Questo un pochettino il tuo manifesto è diventato uno dei tuoi Sì. grandi manifesti. Cantata pure da tanti cantanti. Sì, infatti anche ultimamente è stato inciso da qualche altro collega, insomma. Non è una canzone rispolverata, perché voglio dire che è una canzone evergreen. Per cantarla significa che l'hai sentita di cantare. Cioè, non può pigliare una canzone che non la conosci manco tu. No, ma questa cioè, e poi è diventato quasi, direi, un modo di dire. O stavo pure una compagnia mia. Infatti, Cioè, sì, a parte il successo della canzone, che è bella, insomma, indubbiamente ha un bel testo. Ma se è una canzone ancora, io dico una cosa, ma a parte che l'ho scritta io, che mi riempie il cuore di gioia, vedere poi che la cantano anche gli altri, perché significa che il piacere è maggiore, è triplo. Però voglio dire, quando le canzoni si fanno sul serio, quando tu una cosa la fai sul serio, certo. con il tempo ti restano. Cioè non è la canzone che un momento oppure cioè, fatta con il cuore. Quando si fa con il cuore ti batte sempre. Poi dice una cosa molto giusta un tuo collega Franco Moreno, lui dice sempre, e lo continua a dire, che bisogna cantare le canzoni degli altri artisti per far sì che queste possano diventare neoclassiche. Cioè, ed ha ragione Moreno, secondo me. Quindi è una bella soddisfazione, insomma, da sentire tante versioni. Noi però ascoltiamo la versione originale. Sì, la numero uno. 25 anni fa, con la voce pure di quello che era Peppino più piccolino, però mi pare che l'abbiamo fatta mo'. Parte, vai. Stasera tanto non mi vede, sto facendo bene, ma se non mi credi, io sono pronto pure a giurare, o stavo pure la compagna mia, stavo di buono nella passaria, la vista pure sotto a casa no, non sono sicuro che devi ancora, non dice di no, è proprio inutile. Stavo pure una compagna mia, che veramente tu va bene ancora, ma non è stato solo colpa tua, io sapevo che eri una sforzata, sta insieme con te, è meglio per me, si faccia chiacchiere con noi, scordandomi te. Moga chi sta amore, non mi rimane, fammi un favore,
quando mi vede. Siamo pure due compagni miei, stavo di modo nella passaria, e questo pure sotto casa tua, ma sono sicuro che non mi racconti. Siamo pure due compagni miei, stavo di modo nella passaria, e questo pure sotto casa tua, ma sono sicuro che non mi racconti. Siete vicini di casa praticamente, c'è una telefonata, diceva che noi non usiamo il telefono, però insomma se qualcuno vuole, ciao Gianni, se qualcuno vuole può intervenire, magari anche mandare un messaggio su WhatsApp 334 7019 123, ok? Vedo solo se c'è, ho capito. Sì, c'è, ci sta, c'è sta tutte cose, abbiamo tutto, non ti preoccupare. Ok? Va bene. Va bene? Figurati, ciao, grazie Simone. Ciao. Ok. Allora, Simone dal Corso Novara, a lei piace salutare gli ospiti dal vivo, insomma. Live. Sono da morto come saluto qui, scusa. Poi ha chiesto una canzone che è Ha bella. chiesto insomma. una canzone, grazie a Dio, bella. Canzone che è nata un po' di anni fa, come anche questa ha la sua età, però non si fanno mai vecchio. A proposito, Tengo sulla te, Simona, dopo l'ascoltiamo sicuramente. te la bellissima. facciamo sentire. Io devo mandare anche un saluto al maestro Chiarazza, anche lui ci ascolta, devo dire. Non so se lo sai. E da qualche... Tu lo sai con il maestro Alfonso Chiarazzo che rapporto c'è, una grande stima Lo so. reciproca. Certo. Ho letto un commento che mi ha fatto e mi diceva tu sai fare qualcosa in più, mi canta che le due canzoni. No, ma lui se posso io le faccio, perché però deve sapere che io poi le basi di quelle canzoni non ce l'ho. Ecco. Però sono canzoni che ho composto io insieme a lui, ho avuto questo piacere, l'ho detto anche in televisione, di comporre per tanti, però comporre con un maestro che ha fatto la storia vera. Si univa a parlare la storia, ma parlare la storia veramente, Manzone, cioè veramente, capisci che voglio dire? Ma io negli ultimi tempi E Chiarazzo ha fatto la storia della io ho allacciato canzone. con il maestro Chiarazzo un bel rapporto su Facebook, insomma, molto spesso ci parliamo, discutiamo un po' dei soliti problemi, insomma, di queste delle canzoni napoletane, insomma. Lui certe cose dice, è molto rigido, anche invoglia anche me a mettere un certo tipo di canzoni, insomma, sai cos'è? È forte. Che chi viene da un'altra mentalità non ammette certo. la nuova mentalità. Infatti io ho cercato anche di spiegargli, insomma, nei più dei modi, e che purtroppo le cose sono cambiate, insomma, certi testi e certi modi di cantare, insomma, purtroppo. Però per esempio, dopo tanti anni si sente ancora che dice 100 catene si possono spezzare, ma non chi sta amore. Ecco, voglio dire, fra 20 anni ancora probabilmente, già c'ha 25, o sapevo pure uno compagno, le altre non lo so se si ricorderanno. Allora forse lui questo vuole intendere e non ha tutti i torti. Forse qualche giovane si accontenta soltanto del ritmo, però non va a capire che si canta, la melodia. Oggi le canzoni il 50% non tengono la testa né a coro. Cioè, vai, questo è Peppino Di Bernardo, signori, ascoltate un pezzettino, vai. Stiva miesa 3 o 4 sciandosi e parlavo francese così. Fui la trina che t'ha condannato, fui la trina tu t'ha voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non ci avevamo più mai potuto tu, distrattamente pensa a me, leggine quando stivo con me. Mangiavo capane e ce
mi campava, mi passa e che passa, tu cantavi e chiagni per me, io cardilla cantavo contigo, Reginello mo bene a sto re, t'agge voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non chiamami più, mai modo tu, distrattamente parli me, o io cardillo a chi aspetta stasera, non vira già aperta caiola, reginelle volate tu vola, vola e canta tu chiagnere ca, ti ha trovato una padrona sincera che è più degna di sentirti cantare, t'agge voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non chiamami più, mai potuto, distrattamente chiama a me. Ma non chiamami più, mai potuto, distrattamente chiama a me. E questa era la mitica storica Reginella, Reginella, versione per Pino Di Bernardo, per ricordare la vera canzone. La vera Poi canzone. io dico che siamo conosciuti in tutto il mondo, noi grazie a questo Certo. siamo conosciuti in tutto il mondo, e poi ognuno di noi, se è capace di fare qualcosa di buono per sé e di personale, meglio ancora. Io, anzi, mi viene da chiedere, ma il tuo stile musicale, cioè tu, Melodico. tu lo definisci così, uno stile melodico? Melodico, insomma... io sono allora, anche quando compongo qualcosa di nuovo e mi aggiorno, perché devo aggiornarmi, devo seguire anche un po' i tempi, Certo. però cerco sempre di mettere quel pizzico di melodia. Io mi trovassi difficoltà se sa cantare un rap, per No, esempio. io invece- ma non perché No. non lo potesse fare o non lo sapesse manco fa. Io penso che tu lo Probabilmente sapresti fare sapessi. bene. Probabilmente. Questo cappellino in testa, questo occhiale, senza fare un rap Però scassi, voglio dire, te lo dico io. no, è meglio che non rubiamo niente, stiamo pure danni. Cos'è una chiazza? Però voglio dire, un rap è mai aperto a un altro discorso, no? Forse c'è sempre stato, no? volutamente l'ho aperto, chiaramente. Nella musica, diciamo, Sì. nelle pagine della musica. Il rap probabilmente c'è stato sempre, però non si è mai parlato e non si parlava mai. Da quando è stato Rock Hunt E Clementine. No, ancora prima Rock Hunt ha fatto prima, nello stesso anno, l'anno scorso, voglio dire, il Sanremo scorso c'è stato pure Clementine, però 2 o 3 anni prima c'è stato solo Rock Hunt. E da quel momento tutti quanti dicono voglio fare canzone con rap. Quando è venuto Antonio a prendermi, Sì. no, perché non sapevo venire a Ponticella, però in Palazzino non sa la nisca Ma sempre, è no? un poco complicato qui. Allora, io stavo parlando al telefono con un amico, un collega. Sì. Cioè, beh, facciamo una canzone per mio figlio con rap. Cioè, tutto con rap. Ma io sai che... Cioè, ma perché non si è un po' più originali? Perché io se non sono rap, non lo faccio rap. Io ad esempio vedo uno di quelli che vede rappare è proprio una compagna mia. Io la vedo già. L'hanno fatta remix, l'hanno pure fatta. Remix me già un po' diverso. No, però è sfiziosa, l'ho sentita, me l'hanno fatta sentire, però me la c'è a pigliare, non tengo mai tempo
di andarla a No, prendere. io penso che vada bene come ritmo. Io ti volevo chiamare, però qualche volta che registriamo le canzoni a Villa Cupido, Sì. tu devi venire. Io di solito, noi siamo partner, tu lo sai, di Cantiamo Napoli, salutiamo Alfonso Piscuolo, siamo proprio partner, noi trasmettiamo anche radiofonicamente per la trasmissione Cantiamo Napoli, per cui molto spesso andiamo, però dobbiamo andare Antonio a Villa Cupido la prossima Antonio qualche volta ci è venuto. Antonio sì, tanto ci sta sempre Antonio è venuto in compagnia a Villa Cupido. Oh, Voglio che voi dici qualcosa. No, ma lui non parla ai microfoni. Le conosce, vabbè. Vabbè, sono Peppino, sempre buone compagnie. facciamo ancora no, ma qualche- uno ce l'ha da fare con buona gente. Io mi faccio sempre con buona gente. E porti male annumunate, figuriamoci Figurati. Senti, un saluto. dobbiamo fare Allora, no, adesso? Ti saluto, Simone sono- dal Corso Novara, ciao Peppino, bentornato. Sono molto felice. Oggi ci sentiamo tra poco. Infatti, poi ci ha chi chiamato, telefonato. certo. Dopo tengo sulla te, amore picciolillo, tengo a te. C'è una fase di che sacca. Vabbè. Poi andiamo a Torino, Michela, Michi da Torino, buonasera Napoli, complimenti al tuo ospite, bella voce. Michela, si ascolta da Torino. Benissimo, Torino. A Torino forse probabilmente in primavera faremo una cena spettacolo organizzata dal cantante Michele Armenise, che già mi ha fatto una cosa, abbiamo fatto una cosa insieme 2 o 3 giorni fa qui a canzone di Napoli, Natale, e mi poi abbiamo pare. fatto un pezzo di Natale Ok. che uscirà. Allora, senti, ancora saluti, Lello K e Frenzy, finalmente, quando mi si mancate. Grazie a Ce l'ha- Dio sei tornato. Pure ti conosci, hai visto? Tutto male venevo piano piano. Ciao Lello e Frenzy sono i nostri collaboratori. Lo so, poi che salutiamo, c'hai anche c'hai pure Tanti altri, San dai. Selmo, no? Umberto San Selmo. Sì. Vuol dire ancora, lo sono chiuso. Non te lo so dire sinceramente. Bene, voto non bene. fa No, sempre- diciamo che è impegnato attualmente. Ho capito. È impegnato attualmente, capito. vai. Allora, poi c'è Ivan Maragno da Matera Città. Matera città. Matera Città. Ciao Gino, pomeriggio, ti sto ascoltando, ecco. Ciao Ivan, un saluto alla bellissima Matera. In queste feste sarò a Matera, Ivan, dobbiamo prendere un caffè insieme. Poi ancora Maria della Sicilia, ciao Gino, posso ascoltare un sapore una compagna mia, eccola. Stavo Il primo di una Bernardo, che gli manda un salutone e ciao, quindi l'abbiamo anche ascoltata. Adesso usciamo da Napoli, andiamo in Francia, Carlo Francese. Lui è, insomma, è pugliese, però abita in Francia con la sua compagna Valerie, che io saluto, e che faccio il buon pomeriggio carissimi. Gino, potete ascoltare, grazie, un abbraccio da me, da Valerie, eccetera eccetera. Un salutone al tuo ospite, ok? A Quindi che parte la francese? non so esattamente. Io sono stato a Toulon Toulon. in Francia. Sì, abbiamo Non ti fatto so dire delle esattamente. belle serate con una radio che si chiama Radio. Vabbè, In comunque Francia? sì, in Francia, sì. Dovrei cercare di vedere sul nostro mappamondo, ma vedi, ogni puntino è una connessione. Con la quindi famiglia Minnella, se ci sono ascoltano. i se li punti saluti. d'ascolto della radio, vedi, nel mondo, ogni puntino, ecco, ad esempio adesso c'è Salerno con noi, vedi, non è arrivato nessun messaggio da Salerno, però c'è qualcuno a Salerno che è connesso con noi in questo Ecco, momento. tu sai pure da dove ci ascolta Insomma, qualcuno. in modo limitato, sì, in modo Vabbè, limitato, normale, sì. certo. Non è che certo. possiamo vedere chi è, però insomma qualcosa riusciamo a vedere. Alta tecnologia. Complimenti. Ancora, c'è ancora State qualche meravigliando. ancora qualche messaggio. Vai. Lo salutiamo Carlo Francesco, una bella canzone per te Carletto, lo dico. Andiamo a Bari, torniamo in Puglia, Roberto a Bari Vecchio, buon pomeriggio Gino. Ho appena ascoltato un sapore una compagna mia e vorrei salutare entrambi e complimentarmi con Peppino Di Bernardo, siete favolosi. Grazie. Che bella grazie. soddisfazione, siamo contenti. No, sono contento veramente, ma io me l'aspettavo comunque questa accoglienza, perché già allora tu hai sempre fatto radio, sempre con l'FM, Sempre. le frequenze. La radio del mio amore. Dopo mia moglie e la mia famiglia. Tu diciamo che sei cresciuto personalmente sulle radio, però voglio dire, lasciamelo dire, quando sono venuto io stavate ripartendo, perché tu l'avevi su un'altra postazione, poi ti sei messo dove siamo adesso. Sì, e poi era un periodo di transizione, esatto, sì, quello. però sicuramente. vedo tutto questo che c'è intorno, veramente. Io mi aspettavo che quando te la seguo subito con la radio, invece ho trovato già un altro mezzo studio. E la prossima volta troverai qualche altra sorpresa. Tre, perché primo, 2 e 3. Allora noi siamo centrali, prossimamente ci sarà qualcos'altro. No, noi abbiamo grandi ambizioni, io lo dico pubblicamente, anche perché a parte siamo
io sono stato il primo a credere nel mezzo internet, insomma, dopo la disfatta delle radio in FM napoletane, praticamente quando tutte quante si sono ruotate a messa, hanno venduto il segnale, io mi sono arrabbiato e ho detto ma può essere che noi non possiamo più mandare la musica nostra in onda. E l'unica soluzione, ho provato in FM, che all'inizio abbiamo incominciato in FM, però chiaramente insomma per motivi di legge abbiamo dovuto spegnere il segnale in FM perché non era più attuabile per cose insomma legali eccetera eccetera. Però abbiamo rimediato con questo mezzo e ci siamo trovati benissimo, insomma, no? Questo penso che se devo dirti che c'è non molto andrà proprio che qualche radio in FM qualche volta, Antonio lo sa, si è pure lamentato, no, del fatto degli ascolti che noi facevamo, vero, no Antonio? Vabbè, insomma siamo soddisfatti, andiamo tranquillamente. Sì, perché poi il finale l'FM è rimasto proprio quasi niente, insomma. No, ma tra l'altro poi c'è qualcuno, voglio dire, sì, c'è carità, qualcuno, sono tanti amici, sono tutti amici. Però voglio dire, quando si possono contare sulle dita sì. della mano, sulle dita della mano, sono tutti una decina per tutta la Campania, Napoli compreso. Sì, a Napoli sono rimaste 3-4, insomma. E qualcuno per la provincia. C'è l'amico Gennaro, Centro Campania, Studio M con Anna Maria, sono tutti amici. Poi io ho anche collaborato con loro. Quindi c'è Radio Nuova Vomero, sono fratelli per me, c'è Nuova San Giorgio, se sono queste radio stanno ancora, però il problema è che prossimamente cambierà la legge anche per le radio in FM, quindi non si sa praticamente, probabilmente neanche queste che ci sono adesso, io spero che non accade, perché però probabilmente a quello che si sente, insomma, però la legge li metterà in grande difficoltà. Io dico una cosa, quindi domani la legge è uguale per tutti e va bene così, però dico facciamola, vabbè, noi non potremmo fare legge, però voglio dire, la legge dovrebbe fare le cose giuste, qui non ci sta facendo niente di male, qui si tiene compagnia alle persone, certo. Si unisce le persone, sicuramente, si fa delle cose carine, voglio dire, si tiene compagnia, fatele restare queste cose. Giustamente dici però c'è una saciti tassa, ok, facciamola pure la tassa, però è ad avere cose che non si ne fa, che porta al problema, ai rischi, alla criminalità, cioè tutte queste cose qua. In realtà non è manco giusto, insomma, che magari una sola radio abbia in una città come Napoli 5-6 frequenze, insomma, scusate, diciamo quelle le ha comprate, non è giusto. E la libertà di anche con le televisioni deve essere così, ma vedi, anche le televisioni c'è un discorso molto lungo, secondo me fatta la legge, venuto l'inganno. Vabbè, ascoltiamo una canzone. Sì, è meglio, okay. Non le mettiamo più. La nostra squadra del cuore in Napoli, la nostra squadra del cuore che è in Napoli, qualche piccola difficoltà ma ci riprendiamo sicuramente, speriamo. Però comunque noi amiamo non i giocatori che vanno e vengono e fanno anche loro la doppia faccia, ma noi amiamo veramente la squadra, cioè il colore, la maglia, cioè noi amiamo il Napoli. E questa è la ragione per la quale noi tifiamo Napoli. Mangia a tavola che i figli e con mamma, una trasferta e vuota, una mogliere fa incazzare, pure si s'allena noi ritira vimma sta, perché a fede azzurra e con l'orgoglio a malluccare. Mi fammi Napoli, stadio per stadio la m'accompagnare. Mi fammi Napoli, facciamo sotto la voce che suddà. Prima fatica sulla Napoli, a vita non è mezza a masticare. Napoli, io tifo Napoli, napolitano. Tifammo Napoli, si perde vince niente può cagnare. Sulla Napoli, prima da palla al centro vimma sta. Chi va bene un Napoli non l'ha da abbandonare, sotto la coppa maglia sti colori da portare, e qui in mano ai sate nella ola vimma fa,
e scrivimmo in cielo la violenza non si fa. Fammi Napoli, stati per stati là m'accompagnare. Fammi Napoli, facciamo sentire la voce di sopra. Sulla buona Napoli, mamma mano prima faticare. Sulla buona Napoli, a vita non è mezza a masturare. Napoli, io tifo Napoli, napolitano. Fammi Napoli, si perdo vinci niente può cagnare. Sulla buona Napoli, prima la palla al centro prima sta. Fammi Napoli, ale 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 oh. 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 Parte subito padre Peppino Di Bernardo, ascoltatela con attenzione, l'attenzione che merita. Con l'acqua, con sole e qua freva, non si ferma, nessuno mantiene. Pure roba che chiude in pensione, mai una festa un giorno può fare. E sta dorme con chi lo pensiero, che da scendere per chi affaticare, per cercare dove esce poi solo, quando a casa potesse restare. E campa fino all'ultimo giorno, grazie a Dio senza chiuso e stancare. Chi stiu padre, volimmela bene, che fino a quando potremmo tenere. Doveroso un applauso, Peppino. Fa sempre commuovere questa poesia, è incredibile. Ha voglia di ascoltarla e di ascoltarla, di riproporre, però io quando la sento, insomma, i famosi Pocuni, come dice, Pocuni Pavella. a te poi in modo particolare, tu tenevi tantissimo al tuo papà che ti ha accompagnato per tanto tempo, Da tanti sempre, anni, stato da sempre. Vabbè, dai. Io la scrissi quando ho pensato, io le canzoni le scrivo durante tutto l'arco del tempo. A volte mi chiedono, dice, ma tu quando scrivi le canzoni? Di mattina, di sera, oppure la sera è più meglio, a mattina? No, io non ho un orario, belle è una regola, da solo al insomma. momento che sto facendo la radica, mi vengono fatti e mi ci segnano appunto cose, voglio dire. E può anche finire là la cosa perché non va in avanti, però voglio dire, nascono così le idee. E quando scrivevo questa poesia guardavo a papà che dorme vicino in letto e non dormo mai, ma a notte non riesco non ho un sonno facile pronto che mi metti in letto. È difficile così, per esempio, perché poi tengo sempre su una retrata, perché poi una volta sveglio posso fare 24 ore e mi stanco solo. E guardavo a mio padre che stava nel letto, dicevo, guarda, chi ancora a quest'età se sta preoccupando per se c'è da rimane a mattina quando potesse campare grazie a Dio una pensione, cioè, e questo infatti l'amore si parla molto spesso dell'amore della mamma, che è una cosa bellissima, ma diciamo che anche secondo me ognuno di loro papà, ha il suo ruolo, diciamo, io mi ricordo qualche anno fa mia moglie chiedeva ai miei figli, i miei figli sono grandicelli ormai, chiedeva tu a chi vuoi, sai come si dice, no, tu a chi vuoi bene, a mamma e papà, logicamente i due maschietti a mamma, proprio si fermava, però papà è quello che ci toglie dai guai. Veramente mio figlio Alberto non ci vede andare tenerezza, perché poi in tutte le è famiglie. il ruolo del papà, insomma, dai, è quello che è importante. Forse la mamma ti vuole fare più la rigida, hai capito? Sì, invece sì, padre sì, puoi pagare tuo papà, io padre probabilmente ma infatti io mi ritrovo grandicelli, insomma, anche loro adesso sono papà, ma mi ritrovo sempre, insomma, nella stessa, a stargli dietro, a preoccuparmi per loro, sempre. Io penso che ancora vicino a mio figlio, insomma, che ha 42 anni, insomma,
o militari, insomma, che vabbè, si navinisce a Bushka, cioè hanno una divisa, è una cosa strana, però è così. Io dico, si navinisce a Bushka, ma risciale in modo fatta, è così. Chi la resta? Va bene, dai, stiamo parlando di tutto, tranne di che cosa? No, anche delle canzoni stiamo parlando. Soprattutto comunque anche un argomento del genere ti porta una canzone. No, ma direi che è una trasmissione anche abbastanza diversa dal solito, quindi va bene così, ti va? Ti piace? Poi, sì, pure a me. Sì. Poi tra l'altro Pino Di Bernardo, a parte le canzoni per lui, insomma, lui ha scritto canzoni per tanti e tanti artisti. Insomma, quante ne ha scritte? Sì, ne ho scritto secondo qualche me titolo così, allora, non tu, più o meno ne sono 1500 canzoni. Saranno una media di 300-400 cantanti, 500. Non li ho mai contati per questo. Poi niente, vabbè, per Mauro Caputo, per Carmelo Zappulla, Pino Mauro, Cinzia Oscar, Natale Galletta, cioè, Mauro Nardi, Franco Moreno, Toni Sigillo, Toni Astarita, Gloriana, per tutti i numeri uno, per piacere, scusa, non c'è mai nessuno, tutte. Sì, diciamo, tutti, ho avuto io il piacere di stare insieme a loro e per lavorare, diciamo, con loro, insomma. Poi a me piace anche ricordare, perché già lo so fare, che lui ha iniziato con la radio, era speaker, sì, ed era anche bravissimo. Io ti ascoltavo su Antenna Forio, insomma, a quei tempi. E lui anche ho fatto la storia di Radio della Foria. Sì, tu sicuramente, per carità. Tu, Antoine, sono tanti altri. Eravamo conduttori, io Antoine, che ho fatto certo. anche una canzone per lui, Gigi Finizio con la sorella, perché Finizio non sanno, con Rosaria, sì. Molti non sanno che cantava anche la sorella di Gigi Finizio. Io feci un disco, cioè me lo fece Bonavolta, il papà sì, di Anna Lucia Bonavolta, sì. Baffone. Esatto, Baffone. Lui aveva l'etichetta discografica, la New York Record. Sono informato. Ma chi fa musica certo. da sempre, insomma, sa qualcosa, insomma, no? Certo, mi produsse un 45 giri. Avevo una canzone che cantavo da solo che si chiama Voglio bene a papà, e poi un'altra che era un duetto. E la cantavamo io e Rosaria Finizio. Si chiama È tammuriata il l'amore. Io ho avuto il piacere di averli come ospite, ma insomma poi insieme a Gigi e a Rosaria Finizio, perché poi cantavano in quel periodo. Ma io mi ricordo Finizio era più più chiattolino. Mo ti dico Nino Fiore, la buonanima di Nino Fiore. Lo signolo. Ci chiamò a una sua festa di piazza, lui pure organizzava a Capri, che non mi ricordo. Vabbè, comunque lì su un'isola, e con noi ci portammo a Nino D'Angelo, cioè che soldi nostri, che c'erano spartiti Gigi Finizio e Asoro, ci portammo a Nino D'Angelo perché era il momento che poi Nino D'Angelo doveva presentarsi come nuova proposta a un festival che organizzavano gli autotranvieri, si chiamavano così, mo si chiamano in altra maniera, gli autotranvieri che tenevano i pullman, e ogni anno gli autotranvieri facevano questo programma per i loro bimbi. Cioè però io Pippo Baudi, i personaggi rossi, però loro se lo facevano autoprodotto loro e cantavano, per esempio o padre Finizio teneva i figli che cantava e cantavano i figli, un altro comunque c'era una grande professionalità poi sulla radio, e io li partecipai perché ero compagno, diciamo, artistico della figlia di Finizio, che era un tranviere, e lì ci sono stati tanti, Toniglio, Felice Genta, Gianni Aderrano, sono partiti cioè tu hai incontrato, siamo cresciuti con questa gente. Sì, ma io in effetti pure io sono, diciamo, io ho iniziato a fare radio, poi presentavo i diversi matrimoni, insomma, quando c'era l'orchestra, io ho il piacere di collaborare con tutti i grandi sulla radio maestri, Antenna Foria, Gigi Finizio, Peppino Di Bernardo, Rosaria Finizio, Antoine, Lino Tozzi, poi venne
poi venne Tony Mauro, sì. Raffaele Accardo, che un periodo Carmele Capemonte, dopo Raffaele i Primavera hanno dicevo lui la radio, sì. Raffaele Accardo, poi dopo Raffaele Accardo Emilio Macchia, penso che hai avuto pure tu. Certo. No, io ricordo che Raffaele Accardo era richiestissimo questa Carmele Capemonte, che è una bella melodia. Raffaele Accardo è stato un in altre radio, un pioniero, cioè, amava troppo la musica, poi pure lui organizzava, e se ricordo bene addirittura ho ancora il 45 giri di Raffaele Accardo di Raffaele Capemonte. Comunque io mi scordo, perciò a volte non dico i nomi. Mettiamo un'altra canzone proprio qui. Quale canzone mi metto? Tengo solo a te. Se ci ascoltiamo la richiesta a Simone al Corso Novara, che tra l'altro ti fa, ecco, bravissimi per la poesia, e quindi quanti applausi. Questo è il nostro modo, il loro modo di dimostrarti affetto. Quindi grazie Simone, ascoltiamo Tengo solo a te. Peppino Di Bernardo su Radio Blu Napoli. Blu è il colore del cielo, del mare, dei tuoi occhi. Radio Blu Napoli, il colore della tua musica. Non ti lascerò, stando sempre insieme. Quando nasce un bene di dolore, non esiste niente che ti può cagnare. Tengo solo a te, respiro questa vita grazie a te. E quando sera vuole stai con me, ti cerco una settimana ancora, ancora, ancora. Tengo solo a te, amore piccerino, tengo a te, ti sto crescendo proprio dietro a me, addiventando sempre grande, grande, grande tu. Che sta morendo, non un caro in terra, resto sempre all'ente e cerca forze, in le cose di te ma se sai perché. Tengo solo a te, respiro che sta vita grazie a te. E quando la sera vuole stai con me, ti cerco una settimana ancora, ancora, ancora. Tengo solo a te, amore piccerino, tengo a te, ti sto crescendo proprio dietro a me, addiventando sempre grande, grande, grande tu. Tengo solo a te, tengo solo a te. Tengo solo a te, amore piccerino, tengo a te, ti sto crescendo proprio dietro a me, addiventando sempre grande, grande, grande tu. Altro brano storico di Peppino Di Bernardo, questa Tengo solo a te, quindi è bello notare che poi è ancora richiesta. Qui insomma, c'era no? pure un brano, se ricordo bene, in questo disco. Questo era un disco, Sì. si facevano ancora i 33 giri. Poi duettai in questo disco, perché io non è che ho fatto tanti duetti. Secondo me quello con Rosaria Finizio era il primo duetto. Poi dopo il duetto con Rosaria Finizio, duettai con Ida Rendano, quando non cantava ancora, metteva la voce perché era piccolina, e lei mise la voce nel disco di Patrizio.
Rendano. È di indanato piezza pure, mi pare, ma non mi ricordo. Perché era il periodo che là cantavo Pata, là il papà Certo. cantava in Sì, quel sì, periodo sì. là che ti sto dicendo, Certo, quasi, certo. quasi 30 anni. Ciro Rendano. Ciro Rendano. Birra Canta- chiara e birra scura, cantava in questa canzone. E poi organizzava e noi Sì, sì, sì. conoscendolo, stando lì e così si trovò la figlia a cantare e da lì poi da Rendano piano piano a pigliare più Ciro Rendano era anche il padrino della radio qui, Radio Centro Ponticelli, era il padrino dell'artistico Radio Centro di Radio Centro, dove adesso anche per non cambiare con la concorrenza, io non me lo sono girate tutte queste radio, non me l'ha fatto scappare uno. Maria Brocci. Maria Brocci, è un negozio che ti ho... Sì, c'è ancora, il negozio c'è ancora. Ma lei saluta noi? La radio, sì, c'è? tutta, no, meno sì, male, sì, la Maria, saluto, certo. Ma se anche sta lei ci ascoltando. ascolta ogni tanto. Però lei pure tolse la radio, insomma. Ora c'è sta un network su quella frequenza, insomma, le solite cose che... Peccato però, prima, che hanno secondo combinato me a Napoli. prima la radio dava più lavoro a tutti. Quando esistevano le radio c'era lavoro. Siete chi va a fare chi li 30 raduni all'anno? Quello sì. Però però quando tu andavi sui raduni prendevi anche il lavoro. Beh, certo. Ci vedevi, ci ascoltavi. Mo può fare 40 manifestazioni gratuite, dice beneficenza. Sì. Beneficenza qua, beneficenza là. Ma ti fanno a te a beneficenza? No. Vabbè, purtroppo così è. E poi se devono lavorare quelle che per esempio non vanno alla beneficenza lavorano. Invece sì, tu mi fai un favore a me. Se mi capita, io ci pensato prima a chi mi ha favorito. Certo. Invece poi non succede mai così. Io lo dico, sono responsabile di quello che dico. Tanto mo 30 nemici e che non diventano 31, cioè non cagna niente finale. Però secondo me dovrebbe essere detto, cioè che si cosa la sanno sapere, perché veramente a volte la gente guarda perché le tu ci fai credere e che non è, ma a volte non è tutto quello che non è tutto quello che luce, sì, capisci quello che il luce. discorso. Vabbè, certi temi purtroppo sono cambiatissimi. Mettiamo a Giatuana la Mugliere, mettiamo una canzone allegra. Dopo dobbiamo mettere anche andiamo a mettere 7 cammise anche quando si è mancata. Andiamo a mettere quando mi si... Allora facciamo così, mettiamo Mangiatruana Mugliere, ok, e magari subito e facciamo. poi prepariamo Okay, quando mi si è mancato. Ok, vai. Tengo ormai una certa età, prima roba già trovamo, una guaglione che mi acchiappo cuore. Tengo voglia di sposare, sta emozione già proviamo, sto cercando chi mi chiama amore. Quindi che sto girando per trovare, ma già trovare una moglie che penso marito, che crede all'amore perenne, abbracciato con me. Pace stata la sera, ce ne sta a fare spese, perché tutte cose che stanno in da vita sparte a metà. Perché sono stanca e sta vita e sta sempre più solo. E piglia notte voglio ne fa tanta mattina. Ma già trova una moglie che penso marito, e a tutte guaglione che stanno per Napoli, ma già scurità. Tengo ormai una certa età, prima roba la già fa, piangerò pigliando in braccia a sposa. E se a gente vuoi parlare non si fa condizionare, lei non guarda se so bello o brutto, l'importante è il sentimento che ci sta. Ma già trova una moglie che penso marito, che crede all'amore perenne, non film abbracciato con me. Pace stata la sera, ce ne sta a fare spese, perché tutte cose che stanno in da vita sparte a metà. Perché sono stanca e sta vita sta sempre più solo.
E questo era appunto Omaggio tu Anna Mogliera. Sì. Una sfortuna alla nostra operatrice, mamma mia, bravissima, Di tutto e di più fa. Emilia, di tutto e di più, Di tutto veramente. e di più. Io pubblicamente io faccio i complimenti ad Emilia perché ecco, veramente è un'addetta alle pubbliche relazioni meravigliosa. Ti piace? Sì. Tu ogni volta che noi l'abbiamo scritturato. ogni già la volevano scritturare per Me l'hai raccontato, me l'hai raccontato. proprietà private, Fai proprietà bene, private. tirati la cara a cara, come la tua canzone. Bravo. È che è nata bella canzone, Un'altra bella canzone. che racconta della mamma. Infatti. Se l'ha data nel caro. Dopo Allora- poi dobbiamo ascoltare Quando mi si è mancato, dai, Sì. mettiamolo per Saturno, Lella e Frenzi. Io vi saluto tutti quanti, insomma, su quelle canzoni che mettiamo. Poi magari domani avremo voglia di scegliere voi le vostre canzoni, non sono, sapete bene, non sono problemi, però doverosamente dobbiamo dare dimostrazione di affetto al nostro Peppino Di Bernardi, che ci onora questo pomeriggio della sua presenza. Un Peppino Di Bernardi certo. è un pilastro, signore, Grazie. della musica, e non ci scusiamo, per carità. No, pure che sono piccerino. No, che lo venne piccino, no. Però nei botti piccoli c'è il vino buono sempre. Ma quelli i detti non si sbagliano i mai. detti antichi non si sbagliano mai. Comunque, niente, sto trascorrendo veramente. Pure perché, a parte la musica, che normalmente lo so che tu la metti, perché comunque i tuoi ascoltatori hanno fatto delle richieste specifiche, significa che comunque si sa qualcosa, no? Però voglio dire, è bello pure dire quello che penso, Certo. quando sono presenti in qualche emittente, perché o cantante dopo va via, la persona se non parla adesso non può parlare dopo, voglio dire, oppure la gente che ascolta adesso non ascolterà dopo. Certo. Un dialogo, una risposta, quello che pensa, quello che ha fatto, quello che non volesse che facesse, per esempio. Ma io, per quello che riguarda la musica che metto in radio, io ho sempre pensato di dover dare spazio a tutti di musica, rimanendo nell'ambito della musica napoletana, a tutti i vari tipi di musica, che anche la musica è diversa uno dall'altro, ed ho sempre uno sguardo al passato, insomma. Secondo me è importante ricordare i successi degli anni scorsi, degli anni passati. Per questo è che nel nostro pubblico è abituato ad ascoltare magari qualche brano che forse nemmeno tu pensavi che fosse richiesto, invece no. A me piace passare, insomma. Faccio proprio un angolino con i famosi Ricordiamoli insieme, le canzoni degli anni 60, 70 e 80. Mi piace farlo, insomma. C'è un salutone da Oslo, andiamo in Norvegia. Peppino. Mamma mia, Simona da Oslo, fa freddo da Oslo, Simona e Benoni. In Norvegia ci sta non sono baccalà. Baccalà, sì. Io qualcosa faccio parlare pure, mica non so sulla musica. Ma la Norvegia è un paese bellissimo. Eppure come si chiama? Salmone. Salmone. Sì, e poi c'è tanta neve. Ma io vedo dalle foto che di solito l'amica Simona, che non sono napoletane, né Simona e né Benoni, sono una coppia meravigliosa, appunto, che abitano ad Oslo, quindi nel centro della Norvegia, e loro tutti i giorni, dalla mattina alla sera, ascoltano la TV Napoli. Non fanno proprio niente. No, lavorano, hanno l'attività libera. Scherzo, dovete comunque seguirla. Ciao Simona, ciao Benoni, un bacione. Anche da a parte Oslo. mia. E Ok. sì, un po' che baccalà, un po' che i salmoni. Poi non A Natale me piace assai. abbiamo l'usanza di mangiarla da Natale noi. Poi c'è Carlo dalla Francia, grande voce, bravo a te. Grazie Carlo. Ivan Maragnolo. Gino, quando sei a Matera? Penso nelle festività natalizie, insomma, di fine anno, Ivan. Poi E semmai- quando viene portami un po' di salame, che a Matera sono salame buono. ma non solo, c'è il pane che è È un pane buonissimo, che c'è ci quel piace. pezzo di pane. A Emilia ci piace quel pane là. Sì, veramente. Mo ci ha fatto mettere un punzile, capì? Veramente. Come? Tu dici un pane buono, che ti piace un pane buono? Senti, appena vado, a mia Ok, premura tutto a partono- posto. trovano un pezzo, sicuramente. Va. Figurati. Io Sarà un piacere. voglio dire, se mi vogliono, quando si parla di mangiare, già mi pare che tengo mucca. Se mi vogliono aggiungere su Facebook, Peppino Di Bernardo 4. E ti spiego. Già sei arrivato a 4. Sono arrivato a qua, ma sa chi ne tiene 16, 10, però sono però alla fine sono sempre quelli, e quindi io non è che cerco, non Devi parlare con l'esperto di Facebook, Antonio Ciglia. no, cerco di, in modo di che cosa, di non farla, se Antonio sta in Doroio, e comunque mi vede lo stesso Antonio, voglio dire, perché io se pubblico, se Emilia mi pubblica, che cura lei anche questo
questo. Se l'album, perché più tardi chi va sui miei profili vedrà anche le foto di quest'oggi di Radio Blu Napoli, perché le stiamo anche diciamo facendo. Allora si sto chiedendo o prima perché sta pulendo 2 o 3 o 4 si sembra la stessa persona, cioè voglio dire lasci spazio, cioè se ne tengo 4 ne tengo 20.000 per esempio, o finale siamo 10.000 lui, inutile, cioè qualcuno si piglia pure gol, dice o scrivi in privato, dico senti diamo spazio a chi probabilmente poi dopo non può trasì, non entra. Comunque Peppino Di Bernardo 4, grazie a Dio sono arrivato pure a 4.000 per del fan club di mi piace, c'ho anche queste 2 pagine qua, tutte spontanee, non è perché si volesse rapire tutti i libri che tengo, certo. Arrivasse a 20.000, però non li puoi nemmeno gestire. Come fai a gestire tante pagine? Grazie a Dio. Senti, c'è Carlo Francese. Gino, vorrei chiedere a Peppino se ha incontrato il grande Mario Merola. Mario Merola, come? Ho fatto anche una trasmissione di Mario Merola come ospite, Piazzetta Merola. Trasmissione di grande successo. A Telea. E quella andava per tutta l'Italia. Su satellite, su satellite. Anche non. Poi ci incontrammo una volta con Mario Merola pure a Sanremo, con Francesco, il figlio. Tutto lo staff. Lui portò la sua trasmissione in un albergo di Sanremo e la fece da lì. Caspita, sì. Piazzetta Merola da Sanremo. Quando insieme agli altri artisti con quel gruppo. Perché poi c'erano anche gli altri amici di Mario, perché poi Mario era un cantante amato da tutti, cioè diciamo aveva tanti amici non solo napoletani ma lo stimavano in tanti, allora tutti quelli che poi c'erano lì di Sanremo, a Sanremo per il festival, sì. Allora poi li ospitava in trasmissione. No, mi viene da sorridere perché stiamo a posto per Natale. Simone da Oslo, mandami l'indirizzo e ti manderò i salmoni norvegesi. Chi era questa, come si chiama? Simona Simona sta su Facebook? Sì, certo. Beh, allora dopo mi dai tu il nome. Va bene. Oppure Simona aggiungi Peppino Di Bernardo 4. Lo puoi aggiungere così mettete d'accordo. Avevo fatto salvore, poco ci occhio che si faccia il buculele. Chi fa il buculele? Il pescatore. Madonna, dai. Allora, stavo dicendo di che quando di Mario Merola stai parlando. E io comunque sono stato uno. Io sono stato uno che ha conosciuto tantissime persone, perché poi iniziando presto, cioè io tenevo 10 anni, già cominciavo a cantare e già cominciavo a fare le serate. Io ci ho conosciuto a Tony Astarite, che poi dopo gli ho scritto anche una canzone. Quale hai scritto a Tony? Assunta Fantasia. Quella che adesso è stata incisa anche da Nicola Turco. E io così ho avuto il piacere di conoscere Alfonso Chiarazzi. Che è venuto a casa mia, viene a casa mia e ne abbiamo fatte una quindicina di canzoni più o meno. Lui non le dà subito le canzoni, io lo dissi pure quando siamo stati in TV, sì. Lui le dà al momento opportuno, perché poi ti ho detto, lui ha una mentalità forse migliore di tanti altri, però oggi è un'altra mentalità, lo so, mentalità. Ci conosciuta tutti quanti allora, capito? Io ho lavorato pure con, ho fatto anche ho composto anche le canzoni con Vittorio Annuna, grande Vittorio Annuna, Renato Matassa, sì, Fiore Matassa, un'altra coppia, Sciotti, Iglio, Visco, Augusto Visco, io ho lavorato con questi qua, io sono cresciuto con queste persone. Visco l'ho avuto anche ospite in radio. Io feci un disco con Augusto Visco, il primo disco da Manciorenna a 18 anni, dove c'era la canzone che poi ha riproposto Mauro Caputo. Tu la tieni questa canzone? Ossai, che una parola dolce, Ossai si chiama, lo fa sentire felice, Ossai. E io feci questo disco dove c'era una canzone che si chiamava Tuo padre non lo sa che sei cresciuta tu, italiana, davanti 40 anni fa, bambina tu. E poi bambina tu, sì. Io mi ho ascoltato perché sono tante le cose, perché qui potremmo solo parlare, perché sono 40 anni di musica. Io l'ho fatto in un rap,
Sentiamo. No, figurati. A te una canzone mi fa come fosse mia moglie. Certo. Senti, un attimo. Anche perché è una... Sì, infatti c'è una parte rappata, la ricordo. È tra l'altro questa io, non di quelle che io preferisco. Pure se la metti nel finale, voglio No, la facciamo subito, dai, e dopo mettiamo quando si manca. La facciamo partire subito, eccola qua. Leggerin dei pensieri, ma non ti senti sicura, sta vicino a me e se ne va nata sera, senza nemmeno fa amore e non saccio perché. Fa come fosse mia moglie e non pensa più che sta amore non sbaglia e non ti senti come a chi mi ha rubato, a chi non voglio più. Fa come fosse mia moglie, perché questo cuore lo giuro si meglio, perciò mi sa gente rimane si scende, ti voglio basare, ti voglio fare un regalo, pure se tu non mi credi, lo stesso lì a sapere, se ci spogliamo di mano, ta stregna e dico che voglio, c'hanno un figlio con te. Fa come fosse mia moglie, non pensa più che sta amore non sbaglia e non ti senti come a chi mi ha rubato, a chi non voglio più. Fa come fosse mia moglie, perché questo cuore lo giuro si meglio, perciò mi sa gente rimane di scena, ti voglio basare. Segui l'istinto che hai, senti il tuo cuore che batte, senti l'istinto che hai. Dai, 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 dai. Segui l'istinto che hai. Ma come fosse mia moglie. E questo infatti è proprio un rap del 1995, hai detto? Più o meno, sì, più o più o meno, meno, insomma, più o meno. Caspita, quindi sempre molto avanti, dai. Mettiamo che questa quando mi si mancata. Quando mi si mancate, intanto noi qualche fotografia, uno Tu stai qua e mi stringeresti in mano, nel cuore porti ancora il mio domani, lontana te contavo niente senza te, nelle mie ore soli ti bandavo per campare. Quando mi si mancata, grazie a Dio mi si tornata, tutto pare veneva piano piano mi sceglieva. Quando mi si mancata, quando non ci stavo solo, soltanto prende sole senza te mi parava. Dimmi che ti sei qua, qui viene a terra fammi volare, non mi può più lasciare, tu mi vuoi bene come vuoi stare. Quando mi si mancata, grazie a Dio mi si tornata, tutto ritorna indietro, tutto ritorna bello insieme a te. Caccia fa, non mi trovo curata, con te mi voglio spartere sta vita, io cambierò quello di prima resterò, con mano vuota tua per sempre niente che io ci fa lasciare. Quando mi si mancata, grazie a Dio mi si tornata, tutto pare veneva chiaro chiaro mi sceglieva. Quando mi si mancata, quando non ci
secca, qui viene da famiglia, non mi può più lasciare, tu mi vuoi bene come vuoi stare, quando mi sei mancata, grazie a Dio sei tornata, tutto ritorna indietro, tutto ritorna bello insieme a te. Vedi Bellardo, quindi anni di carriera, 40 anni di musica. 40 anni di Sembro musica. grandissimo perché ho la mia età, però voglio dire, sembro più grande perché quando uno inizia da piccolo, cioè allora gli anni possono essere sia pochi che anche molti, perché uno inizia presto, però comunque tengo 51 anni e mi porto buono. Infatti, ecco, complimenti. E poi non mi sente proprio. È una piccerilla. Faccio sempre... sì. Sono uno Senti, scorpione. ma anche dopo tanti anni, Allora dopo tanti anni di carriera, penso che tu abbia ancora qualche desiderio, artisticamente parlando, di voler realizzare qualcosa di diverso, insomma, qualche altra cosa. O ti senti Ma a completamente parte- appagato? insomma? No, io non mi sento mai appagato perché sennò va a finire che Infatti. lo stimolo lo perdi e non fai più belle cose. Io sono sempre stimolato da tutto quello che interiormente sento di avere. Cosa mi auguro? Innanzitutto la salute per poterlo fare. Certo. E la forza di riuscire ancora come ci sono riuscito fino adesso. Certamente. Perché l'esperienza mi ha imparato a fare tutto ciò che ho fatto, perché grazie a Dio ho fatto pure qualche film, l'ho fatto così, con Nino D'Angelo, con Martina Colombari, con Mario Da Vinci, Ha partecipato anche a diversi... con l'attore di come si chiama? a degli sceneggiati. Del Padrino, che è Mario Donatone, Dick Zanclay, sono comunque personaggi importanti, anche lì ho imparato. Poi vabbè, questo sono tu mi stai facendo, lui mi sta facendo no, non voglio dire, mi sta facendo vedere. No, io posso far vedere anche a loro, vabbè, pensavo che era quello che dovevo guardare io. No, questo lo vediamo adesso in privato, ma lo possiamo anche mandare in no. diretta, che dici? Questo- Manda? Lo mandiamo, aspetta, lo facciamo così. No, lo mandiamo. solo come foto, la puoi mandare? Solo la certamente, dai, lo mandiamo qua. Eccolo qua. Adesso compare Questa è una foto frizzata di una trasmissione che si chiamava Cafonissima. Cafonissimo, sì. Telecafone forse, Sì, no, sì, no, Telecafone. Telecafone, poi ha cambiato. Telecafone con un attore che diciamo faceva queste trasmissioni, Con Oscar Di Maio. Io ero quasi sempre il prezzemolino che entravo e cantavo. Poi hai partecipato anche a Condominio. Vabbè, poi ho fatto delle fiction come Condominio, ne ho fatta quell'altra, come si chiamava? Vabbè, comunque un sacco di cose. Perché Ma io guardavo le cose tue che sono su YouTube e vediamo. Qui sei, ecco, questa è la copertina. La copertina di un CD, vero? Questa qui che vediamo questa adesso. è la copertina del disco Segui l'istinto, La con i facciamo- capelli- ecco, la con i facciamo capelli lunghi. Infatti, ecco, la facciamo vedere E anche tenevo quello pure la che ci guarda torzilla da laterale, casa. si vede pure. Quindi, vediamo che... sì, ti piace Antonio? Metti questa, dai, Ma questa... ti sposerò. Ti sposerò... No, questa è partita da YouTube. Se me Perché significa che voleva essere suonata. adesso la mettiamo, dai, aspetta, la mettiamo da Sembra qua. che non firca, aspetta, ti sposerò. Ti sposerò. Per tutti quelli che si devono sposare, vai. Doveva mettere l'altro, mettiamo ti sposerò, vai, eccola qua. Che ne mi metti? Allora poi mettiamo la Dove roba la mettiamo, bella. dai. Non mi dire più che hai paura e non te lascio, tu puoi stare sicuro. Sto conservando tutto per averti, anche il mio cuore è pronto che voglio. Rimane sicuro tu d'accanto solo, ma che stasera ramano
Ci ingoppi stelle senza soldo, tu i panini blu, cielo blu. E se ti perde solo per un modo, mi trovo a fianco a te che innamorata. Ti sposerò, l'amo tempo e ti sposerò, ce la farò. Rinde sonno, te resterò, ti sposerò. Ti do giuro che ti sposerò, non cambierò. Il tuo giorno futuro sarò. Dimmi che vuoi legare, stivo che sta vita la incarto per te. E tutte sono più belle e porta mattina vicino al caffè. Ti sposerò, l'amo tempo e ti sposerò, camma papà. Si sto bene con noi vuole stare. Telefonata di servizio, dai. Mettiamo subito anche a roba bella. Sì, un po' di mettiamo a allegria, roba vai. bella dal CD recente, diciamo. Sì, Finché ultimo- c'è vita c'è speranza. Ultimo nel senso cronologico, Cronologico, non l'ultimo, sì. che hai voglia di farne ancora CD, dai. Ti ho detto, ho fatto nemmeno in 15 giorni. Adesso usciranno Sì. 3 canzoni sul Natale, sai che Sì. uniscono tanti artisti e io partecipo in questi 3 brani. In una c'ero anche io, comunque penso adesso non ci siano più. Vabbè, comunque. Vabbè, penso, insomma. Ma Poi hai io- registrato? Sì, ho E anche pensi è registrato. andata là, perché è andata No, là? l'ho registrato, gli auguri piccoli veloci anche io. Era un fatto un carino. pezzetto parlato, insomma. Era carino. Era questo. venuto anche bene, devo dire. Perché poi con i microfoni della stazione, insomma, la voce. Certo. Vabbè, dai, mettiamo a roba Ok, bella. a Poi roba devo bella, raccontare- Avevo che fatto per basam, in mano su per carezzam, i piedi cosci per camminare dall'umano. L'occhio sono fatto per vedere, la capo è fatta per pensare, se non sti cose me le di che tiene a fare. La roba bella si fa vedere, un po' che l'aria ci fa pigliare, perché sta bella da respirare, sotto i panni le ascomigliamo. La roba bella si fa vedere e non ne ho caso di vergognare, che nell'invidia che fa parlare si sono geloso che ci può fare. Ma vita bene non ci pensare, che nata vita no, però non ci sta. La roba bella si fa vedere, non nascondere siendo a me, che tu sei bella e ti fa guardare, ma uno solo ti fa toccare. Quando una cosa si muove, nessuno mai ti può fermare, e se ti piace qualcuno ce le alicere. Non può restare sempre così, con emozione e cominciare, e fallo sbattere sto cuore si ti innamora. La roba bella si fa vedere, un po' che l'aria ci fa pigliare, perché sta bella da respirare, sotto i panni le ascomigliamo. La roba bella si fa vedere e non ne ho caso di vergognare, che nell'invidia che fa parlare si sono geloso che ci può fare. Ma vita bene non ci pensare, che nata vita no, però non ci sta.
niente a me, che tu sei bella e ti fa guardare, ma una sola ti fa toccare. La roba bella si fa vedere. Va bene, va bene, va bene. La roba bella si fa sempre, si fa vedere, ma in tutti i sensi, a parte insomma la fisicità, ma la cosa bella è anche avere una bella voce, proporre una bella canzone. Qualsiasi, esatto, certo. Dico bene o no? È normale, è normale, è normale, è normale. Senti, il tempo Io vi aspetto, aggiungetemi su Facebook Peppino Di Bernardo 4, così potete stare in tempo reale connessi per quello che succede. Io però lo metto sempre dopo, capisci? A me, ecco, un'altra cosa per esempio, no? Non faccio vedere le grandezze che uno può fare, perché questa è una cosa che dovrebbe essere comune a tutti, insomma, cioè Eric alla quarta tappa, alla quinta tappa, -4, -3, -2, magari è Capodanno, io la faccio e poi pubblico, certo. Cioè, io avete fatto voi il manifestino, l'abbiamo pubblicato anche noi, però voglio dire limitato, nel senso che mo faccio le foto e stasera metteremo le foto, cioè su tutti non vedo l'ora di guardarlo, sulle mie 7 pagine, perché poi tengo la pagina e 4 le 2 quella mi piace del fan club, poi ci sono anche le altre pagine 10 nostre, perché ne abbiamo altre 10 pagine e so così, quindi le metteremo anche, io le metterò poi di conseguenza sulle pagine. c'è mia moglie che cura, diciamo, attentamente nei minimi particolari, che ha più complimenti lei che io. No, ma è bravissima. Cioè, figurati che io sono stato a fare un un'inaugurazione a una radio di Battivaglia. Mi chiamarono dopo, ma forse manca troppo un paio di giorni, e volevano che io curassi, curassi le loro pagine. Ma non mi potevo pigliare una responsabilità del genere, perché giustamente già non riesco a mantenere probabilmente tutto quello che devo fare, perché a parte il cantante io faccio anche l'autore non solo per me ma anche per altri, giustamente, e poi qualche volta mi capita pure che faccio qualche film, qualche fiction, e allora, e poi si fa pure un marito, insomma. Se no si mettono le cose vanamente. No, scusa, devo salutare, lo faccio con tutto piacere, l'amico nostro Pino Dani. Pino Dani, buonasera Gino, buonasera. Pino Dani di Radio Nuova Napoli, quindi lui è uno spirito, un'altra radio che ci ascolta. Tra l'altro Pino Dani è anche un bravissimo cantante, insomma. Mi sembra... Sì, Radio Nuova Napoli. Ma Radio Nuova Napoli. Una web radio. Se no mi sembra su Facebook, Pino, mi sembra che ci Pino siete sul mio profilo. Pino, invita Peppino. Magari ma anche telefonicamente una bella diretta con Peppino, a parte sarà voglio bello dire, farlo. hai visto pure le foto quando tutte quelle radio web che mi chiamano da altre belle, veramente belle soddisfazioni. Il web ti porta lontano in breve tempo. Però ecco, anche in questo bisogna, scusa, non è Napoli, però bisogna saper scegliere anche le radio in internet, bisogna saperle scegliere, perché ne sono diventate tantissime, molte delle quali però purtroppo, diciamo, non è che sono radio a tutti gli effetti, tranne qualcuno, insomma, come la nostra, come la radio di Pino Dani, insomma, che è una radio a tutti gli effetti, però sono anche persone. Mi sembra che sta con Cannella. Sì, Angelo Cannella. Sì, insomma, quel gruppo là adesso non e allora mi ha tutti i tolto nomi da Facebook, non ho capito perché io scherzavo, perché si dice a Napoli ogni famiglia ha una croce sua, giusto? Certo. Cioè io ho la mia croce, mia moglie ha la sua, nel senso che lei supporta lei, è un fatto reciproco. E Pino Dani si offese, ma io non ho capito. No, dai, Pino, ma non capì, e poi queste cose. Vabbè, fate la pace, lasciamo stare. No, io sono schiette, perché mica ci chiamate cioè mi sono trovato a parlare adesso, voglio dire, non è offensivo dire una cosa del genere. Ecco, ti ricordi bene, quindi
Allora, faccio da tramite. Allora, Pino Dani è una persona squisitissima, è un carissimo Che io ragazzo, poi conosco insomma. Pino tramite Sì, sì. Angelo Cannella, voglio dire. Quindi dai, siamo tutti una famiglia, vogliamoci bene, dai. Pino, mi raccomando, dai. Tutto a No, posto, ma tutto a figurati, io l'aggi Ma io salutato. devo dirti la verità, io tengo molto a Pino Dani, sinceramente, perché lo ritengo un grande amico. Non a caso ti nominiamo la sua ragazza, non ci sono No, problemi. io si volesse l'agenda coppo computer. E poi no? mi piace pure come canta. Tenesse solo a Peppino Di Bernardi. No, Se vabbè, vorrei dai, togliere- dai. No, questo è un altro argomento molto carino, perché pure non capisco perché mentre che io ti scriviamo a computer, belle e buone, tu Pronto? Ci sei? Se lo da corrente. così va, così va. Perché oggi comunque si è perso, diciamo, il contatto e diciamo, il rispetto. Oggi il rispetto delle persone non c'è più. Io ti chiamo, mi fa piacere, io sono stato, devi essere sincero, no? Voglio dire, fui invitato da Nicola Turco in diretta televisiva che presentava il suo CD. Giusto? Infatti. Io che ti chiama a te, te ne chiama a loro, io ti chiamo a io. Sì. Cioè, vieni, No, vieni poi pure anche tu. Fucito comunque mi E chiamo poi dopo comunque, ti chiamò. sì, Voglio sì. dire, però c'era anche il mio Certo, piacere, certo. voglio dire, perché sì, io metto forza me, tu metti forza tu, Nare metti forza Certo, sua. ma così è così. Possiamo battere Sicuramente. tutti, cioè non ci sono muri che sostengono e non ci fanno passare, cioè buttiamo dentro. Invece se ognuno guarda la sua cosa, cioè ha un limite, Vabbè dai, li salutiamo Pino Dani, tutto a posto, Pinuccio, ti abbracciamo io e Peppe Di Bernardo, Angelo, tutti voi insomma, ecco, e vi auguriamo sempre le cose più belle per la vostra strada, lo diciamo con tutto il cuore. Adesso sai cosa mettiamo? Un classico, sì, no, la devo mettere. Più lontano mi stai, più vicino ti sento, chissà chi strumento tu a capire che fai. Tu ne visi in te vero, nuvolene che è dolce, non mi pesa sta croce, che trascina per te. Ti voglio, penso, ti chiamo, ti vedo, ti sento, ti sogno, e non ci penso che t'ascolti un po' pace trovare. E cammino, ma non saccia dove. Io sto sempre ubriaco e non bevo mai vino. Ha già fatto nudo a Madonna da neve, si mi passa sta fredda, ora è per la notte.
Radio? Nuova Napoli, ancora un salutone a Pino Dani, a Radio Nuova Napoli, che c'è stata una divisione, quindi io pure non mi voglio proprio questi nomi, comunque sì, Pino non è più con Angelo Cannella, quindi hanno fondato questa Radio Nuova Napoli da poco tempo e sta andando bene, devo dire, e anche meritatamente, quindi un grande in bocca, buona radio come al solito. Ma quando uno fa musica napoletana a chiunque va bene, pure se mio figlio che nascerà, se nascerà un giorno e avrà un figlio. Dobbiamo quasi salutare praticamente, sono le 18:26. È passato tutto su tempo. Però al momento hanno fatto 7 camicie, abbiamo sudato qua. Mamma mia, mi fate suonare 7 camicie, pure a me mi ha fatto suonare non è mese fa. Non è mese, pure a me me l'ha fatto non è mese fa. Perlomeno volesse capire se tu sono antipatico o non tieno pensiero da mettere insieme con me. Ma se invece non tiene a nessuno e ti sono simpatico, come andarmi un segno lontano con la mano per te. Per una volta volesse sapere che sto cuore che dice, quando vede che non ti comporta sincero con me. Ma potesse parere in faccia che non mi sopporta, o ci stanno troppo occhi vicini che ancora non può. Mi stai facendo sura, mi stai facendo sura 7 camicie, ma non la fa più soffrire, ma non la fa più soffrire sta vita mia. Perché non dice che sì, perché non dice che sì, che non mi stanca mai di dicere sempre. Non mi fai piangere più, non mi fai piangere più, perché sono troppo innamorata di te. Mi stai facendo sola, mi stai facendo sola 7 camicie. Non è giusto che mi hanno pazziato l'amico e parente, non capisco perché sanno mettere mi sa parlare. Ma se a te non ti danno fastidio e ti piace le senti, sotto sotto c'è sta qualche cosa e ci vuoi pure tu. Mi stai facendo sola, mi stai facendo sola 7 camicie, ma non la fa più soffrire, ma non la fa più soffrire sta vita mia. Perché non dice che sì, perché non dice che sì, che non mi stanca mai di dicere sempre. Non mi fai piangere più, non mi fai piangere più, perché sono troppo innamorata di te. Mi stai facendo sola, mi stai facendo sola 7 camicie. Mi stai facendo sola, mi stai facendo sola 7 camicie. Perché non dice che sì, perché non dice che sì, che non mi stanca mai di dicere sempre. Non mi fai piangere più, non mi fai piangere più, perché sono troppo innamorata di te. Mi stai facendo sola, mi stai facendo sola 7 camicie. Mi stai facendo sola, mi stai facendo sola 7 camicie. Mi stai facendo sola, mi stai facendo sola 7 camicie. Eccoci qua, eccoci qua. Siamo arrivati Tutte al le cose giungono al termine. Certo, sì. Però devo dire, siamo arrivati al porto vittoriosi, perché abbiamo avuto veramente Ripieghiamo le vele. A parte, esatto, a parte le canzoni abbiamo fatto un ottimo discorso, abbiamo portato sicuramente dei paragoni avanti, abbiamo parlato di tantissime cose, anche costruttivi, soprattutto perché cioè, uno cerca sempre di dare il meglio e di dire le cose buone, insomma. Certo. Facciamolo lo stesso, pure perché adesso siamo in un periodo che dovremmo essere più
più buoni. Sempre, Natale. Però io dico sempre una cosa, uno si dice facciamo i buoni in questi periodi e poi facciamo i cattivi negli altri. No, facciamolo sempre. Facciamolo dai. sempre, perché io scrissi una poesia in una canzone che, diciamo, di una produzione televisiva, che mi chiamò e disse: Peppino, io ho tanti cantanti che vengono settimanalmente e io voglio produrre un brano di Natale e farli cantare a tutti. 30 cantanti erano. Ma tu immagino 30 cantanti in da 5 minuti. Io facevo cantare tutti quanti, compreso, diciamo, io, no? Certo, e facevo cantare tutti quanti. quanti. Su Rai veramente mo ci vo 7 camicie, però ci riuscii e venne una bella cosa, una bellissima cosa. E all'inizio feci una prefazione dicendo: perché sulla Natale, Capodanno e Epifania volimmo fare vedere che siamo buoni, che siamo tutti quanti brava gente e siamo pronti sempre a ci aiutare. E a Roppo quando sono venuti che si festa, noi ritorniamo peggio prima. Ma perché? È giustissimo. Bravissimo. Peppi, io ti ringrazio comunque per la tua presenza. Grazie ad Antonio Ringrazio per la anche Emilia. copertina. Aspetta, per la copertina. Per la prima copertina, soprattutto. Per la prima copertina. Mi fanno spocco se lavano in famiglia. Per la prima copertina. Non ha scritto che sbaglia il cognome. La scritto che sbaglia il cognome. No, per la prima copertina. E poi siamo solo 1, 2, 3, 4. No, poi l'abbiamo tolto immediatamente, quindi poi sono manco è scomparso. Non mi date manco tempo per Allora, volevo dire, scherziamo che quando uno si conosce e si stima reciprocamente, poi questo non è niente di cattivo. E poi vabbè, a Emilia, a mia moglie, perché mi supporta. Però mi faccio pure supportare. Santa donna Emilia. Come va bene, e al pubblico che ci ha seguito, naturalmente, grazie per il salmone che mi arriverà. Va bene, da Oslo, direttamente dalla Norvegia, E niente, vi ricordo ancora, se volete aggiungervi nei miei amici, cliccate Peppino Di Bernardo 4 e siamo in contatto così. Feste, serate, sempre a disposizione, logicamente. Per questo, per quanto riguarda il lavoro, chiamate a Gino, perché lui sa, insieme ad Antonio, come fare la vostra festa. Vi fa la festa, in poche parole. Che se pure è nato un modo di dire, però tu non ti offendere, perché fa la festa, che si dice aiuta, già fa festa. Già fa festa, sì. Già fa festa, è una cosa buona. E mica ti arrabbi se dico questo? No, assolutamente. Ti arrabbi se dico questo? No. Ti arrabbi se dico questo? Vabbè, la festa da faccio a te. Un bacio a tutti, seguite Radio Blu Napoli, perché Peppino Di Bernardo è uno dei vostri. Ciao, grazie, alla prossima. Buona serata. Buona serata. Perlomeno volesse capire se ti sono antipatico o non tieno pensiero da mettere insieme con me. Ma se invece non tiene a nessuno e ti sono simpatico, come andarmi un segno lontano con la mano per te. Per una volta volesse sapere che sto cuore che dici, quando vede che non ti comporti sincero con me. Ma potesse parecere in faccia che non mi sopporti, o ci stanno troppo occhi vicini che ancora non può. Mi stai facendo sura, sette cammise, ma non la fa più soffrire, sta vita mia. Perché non dice che sì, che non mi stanca mai di dicere sempre. Non mi fai piangere più, perché sono troppo innamorata di te.
te cammini. Non è giusto che mi hanno pazziati l'amici e parenti. Non capisco perché se ne mettere mi sa parlare. Ma se a te non ti danno fastidio e ti piace le senti, sotto sotto c'è sta qualche cosa e ci vuoi pure tu. Mi stai facendo sola, mi stai facendo sola, se ti cammini. Ma non la fa più soffrire, ma non la fa più soffrire sta vita mia. Perché non dice che sì, perché non dice che sì, che non mi stanca mai di dicere sempre. Non mi fai piangere più, non mi fai piangere più, perché sono troppo innamorata di te. Mi stai facendo sola, mi stai facendo sola, se ti cammini. Mi stai facendo sola, mi stai facendo sola, se ti cammini. Perché non dice che sì, perché non dice che sì, che non mi stanca mai di dicere sempre. Non mi fai piangere più, non mi fai piangere più, perché sono troppo innamorata di te. Mi stai facendo sola, mi stai facendo sola, se ti cammini.